La giunta veneta non si tocca, Luca Zaia non intende cambiare la composizione dell'esecutivo alla luce della debacle elettorale della Lega Nord e ai malumori interni al movimento risponde che è pronto a verificare alle urne il suo consenso in ogni momento. L'euforia elettorale ci sta, ovviamente poi noi stiamo governando bene e direi che non è il caso che qualcuno tiri il freno d'emergenza e fermare un treno ad alta velocità per cambiare assessori a un anno e mezzo dalle elezioni, per cui per quel che mi riguarda non cambierò nessun assessore. Però lei ha detto ci vuole un congresso, anche non elettivo, però la Lega deve discutere e deve tornare alla democrazia. Diciamo che l'occasione di discutere anche per avere un'opportunità, che è quella di affrontare questo grande nuovo tema che è interessante, che è quello del nuovo contenitore. E il nuovo contenitore ci può stare, ma alla fronte di una progettualità e soprattutto di contenuti, cioè di cosa discutiamo, del contenitore o del contenuto? Io direi prima del contenuto. Quella di Flavio Tosi è stata un'iniziativa un po' concordata tra poche persone senza condivisione. Ma guardi, che si possano fare riflessioni ci stanno, che qualcuno se le possa fare da solo con qualche amico altrettanto ci sta, che le si facciano a 3 giorni prima delle elezioni non ci sta secondo me, che le si possano condividere con il partito è doveroso visto e considerato che c'è comunque un marchio aziendale e c'è una militanza che deve essere rispettata. Lei ha detto non mi piace che mi chiamino Bossiano, perché? Ma perché non lo sono mai stato e perché non ho mai mandato il mio cervello all'ammasso, non vale per Bossi, non vale per Maroni, non vale per nessuno, perché nel momento in cui uno si dedica anima e corpo e decide di non ragionare più diventa un pericolo. Ma sul fronte leghista sono in molti ora a chiedere le dimissioni di Roberto Maroni da segretario della Lega Nord. Guardi, io spero che resti segretario. In entrambi i casi, spero che riesca a trovare un giusto equilibrio e che resti segretario e potrebbe rappresentare la vera figura di garanzia della quale la Lega ha bisogno. Ma in un governissimo la Lega ci starebbe? Ma io penso che per coerenza se ci ponessero i temi di alcuni temi che per noi sono speciali, penso al tema della nuova legge elettorale piuttosto che a temi dell'autonomia e del federalismo, di volta in volta si potrebbe valutare l'opportunità o meno di sostenere i provvedimenti, però il tema della fiducia penso che non competa a noi e la fiducia la deve dare a qualcuno alla sinistra se vuole governare, certo non noi.